Buongiorno a tutti e ben ritrovati in questo nuovo appuntamento con Tok Tok Sardegna, a farvi compagnia come sempre in diretta dallo studio 1 di Torino, Alessandro Manno. Dallo studio 2, sempre di Torino, Emanuele Urru. E dallo studio 3, da Cagliari, Piero Grimaldi. Piero che cambia sempre location, cioè nel senso io non ho mai visto tutti quei libri dietro. Se siamo tornati ovviamente li ho letti tutti. È finta, in realtà è un mock-up. Esatto, in realtà è un mock-up. Falso? Sì. Ok, va bene. Infatti non capivo dove si potesse mettere tutti questi libri, dove li avrei tolti. Vabbè, comunque siamo. Ho anche sbagliato un congiuntivo mentre che presentavo. Vabbè, comunque sì, allora, come sempre, dai, stiamo riuscendo a trovare delle intro differenti, quindi questa cosa mi fa molto piacere. Abbiamo con noi, ospite oggi nella nostra puntata, Alessandro Pavanello. Tu sei un tantissime cose, parli intanto in diretta da Shanghai, quindi ci scusiamo per il fuso orario, speriamo di non averti distrutto la routine. Assolutamente no. Oggi siamo nel pomeriggio, quindi va benissimo. Ah, ok, perfetto, molto bene. Allora, che sei un DJ, un producer, per intervista mi hai detto sì, la notte ogni tanto vado e suono, poi sei un batterista, è questo che è dato acclarato, e sei anche un co-founder di un progetto che si chiama Stay Negative, che poi ne parleremo tranquillamente. Manu è quell'esperto che si studia tutti gli incartamenti, quindi lui curerà questo aspetto. Io porto subito con questa domanda: uno, perché sei a Shanghai? Due, qual è l'esperienza che stai vivendo adesso a Shanghai? Perché è una città gigantesca che, come sappiamo, è stata posta in totale lockdown per via del Covid. Quindi raccontaci un po' la tua esperienza e cosa ti ha portato dall'Italia a Shanghai. Assolutamente. Io mi sono trasferito in Cina ormai quasi 7 anni fa e il motivo principale per cui mi sono trasferito è stato il desiderio di provare a trovare lavoro all'interno dell'industria musicale. E appunto io col fatto che ero già stato a Pechino nel 2014, avevo trovato delle persone, mi ero costruito una mia rete di contatti, ho detto proviamo a risentirli, vediamo cosa ne esce. E molto fortunatamente poi nel maggio del 2016 ho ricevuto questa offerta di lavoro dall'azienda per la quale lavoro ora, che si chiama Kanjian Music, è un'azienda che offre servizi all'interno dell'industria musicale, quindi distribuzione digitale di musica, promozione, marketing e così via. Il DJ, il produttore, il musicista dal vivo è una di quelle cose che faccio per passione, o comunque sì, la notte, come Batman. E quindi il motivo principale per cui appunto mi sono spostato in Cina è stato lavorativo. Poi gli ultimi 2 mesi sono appunto stati abbastanza strani, mettiamola così, perché appunto come penso ormai tutti sappiano, la Cina si è richiusa in se stessa per cercare di fare affronto a questo Covid che è ritornato, e da inizio marzo, bene o male, sono iniziate a cambiare un po' le dinamiche all'interno della città. Io personalmente sono risultato poi positivo al Covid il 26 di marzo. Raccontaci, perché tu sei stato, è brutto dire internato, però non so come definirlo, perché le usanze sono quelle dentro una struttura con 2500 persone, in cui lui dormiva a fianco a un signore che abbiamo tutti quanti imparato ad apprezzare. Cioè, raccontaci, com'era la tua routine là? Cosa facevi? Cosa facevo? Sono arrivato al centro il 9 di aprile, sono arrivato in tarda nottata del 9 di aprile, il giorno dopo... Quante persone c'erano? Ci saranno state quasi 1 migliaio di persone, ho fatto un calcolo, una stima. Quindi sì, arrivato là, mi sono alzato la mattina, sono andato a fare un giro per vedere un attimo la mia casa per i prossimi, che sarebbero diventati poi i prossimi 6 giorni, però all'inizio non lo sapevo. Sono andato a farmi un giro, a capire un attimo quali erano le varie dinamiche del centro, quindi quando è che si riceveva da mangiare, quando bisognava andare a farsi un tampone, perché comunque lo scopo ultimo di essere là era ricevere 2 tamponi negativi per potersene ritornare a casa. Però sì, immaginatevi un padiglione per fiere con tutti questi cubicoli riadattati a posti letto. Quindi io ero a 1,5 metri di distanza da questo signore che ovviamente non conoscevo, e sì, insomma, in un posto che era comunque completamente aperto, non c'era nessun tipo di privacy, e la gente che bene o male faceva rumore o comunque casino a qualsiasi ora della giornata, bagni in condizioni abbastanza pietose, e ovviamente anche la mancanza della doccia rendeva il tutto un pochino quasi assurdo, oltre che spiacevole. Però dai, alla fine dei conti
io passavo le mie giornate molto utilizzando il cellulare, tenendomi in contatto con gli amici e con la famiglia, che ovviamente si domandavano ma cosa ti sta succedendo. E allo stesso tempo ho iniziato anche a utilizzare Instagram per condividere la mia esperienza con altre persone, quindi la maggior parte del mio tempo era anche dedicata a creare contenuti per Instagram oppure fare delle interviste. Però bene o male diciamo, gli eventi principali del giorno quelli erano colazione, pranzo e cena, il tampone o al mattino o al pomeriggio, e poi la sera insomma si provava a dormire sperando che il vicino non utilizzasse il cellulare a volumi massimi, cosa che faceva costantemente durante tutta la giornata, ma vabbè. Quindi è proprio una bellissima esperienza formativa. Esatto, la consiglierei a tutti. No, scherzo, però sì, diciamo che è stata assurda perché io ancora non sono riuscito a trovare il senso di mettere, nel mio caso, quasi 1 migliaio di persone, ma c'erano altri centri con alcune migliaia di persone, parliamo anche di 5.000 persone tutte messe in un posto. Non ho trovato la logica di appunto mettere tutte queste persone insieme e sperare che si riprendessero da questo Covid senza poi tra l'altro ricevere nessun tipo di trattamento medico. Certo. E noi siamo arrivati dentro, ci hanno fatto firmare suppongo una sottospecie di contratto, si dice in italiano, una delega? Una liberatoria. Una liberatoria, eccola. E dove appunto dovevamo confermare che noi in quanto pazienti non avremmo ricevuto nessun tipo di cura medica, se non appunto in procinto di morire, suppongo, o se fossimo stati veramente, veramente male. Però sì, a parte quello, io non ho ricevuto nessun tipo di medicina mentre ero là e mi sono ripreso da solo, mi sono negativizzato naturalmente, cosa che comunque avrei potuto fare anche a casa. Quindi sì, diciamo che è stata un'esperienza un po' assurda. Invece io ho da farti giusto 2 domande semplici. La prima è, com'era il cibo? Perché ovviamente da italiano è una cosa che mi incuriosisce molto. E poi, ad oggi, com'è la situazione a Shanghai? Allora, il Visto che cibo... stanno bullonando le persone in casa, c'è anche... praticamente sì. No, vabbè, il cibo dentro il centro di isolamento io l'ho definito come il classico cibo da mensa universitaria cinese. Quindi fondamentalmente c'avevi la tua bella porzione di riso con delle verdure, magari della carne, del tofu, niente di eccezionale, e c'erano alcune parti che ovviamente lasciavo in disparte perché non mi ispiravano particolarmente. Ovviamente da buon italiano ci piace il buon cibo, e quello era accettabile in quel momento, considerando anche che fuori da questi centri la gente stava avendo delle difficoltà a farsi recapitare del cibo a casa. Quindi in questo contesto ho detto vabbè, mangiamo e tra l'altro sono dimagrito anche un paio di chili, quindi bene o male non mi è andata poi così male. Mentre per quanto riguarda la situazione a Shanghai, adesso devo dire che si sta pian piano sistemando. Ci sono stati alcuni momenti in cui sembrava relativamente tragica perché appunto la gente non riusciva a farsi recapitare nulla a casa, quindi né cibo né acqua. Quindi ho avuto amici che hanno dovuto iniziare a far bollire l'acqua del rubinetto, che qua in Cina non è particolarmente pulita, e hanno dovuto razionare il cibo sperando appunto di non soffrire la fame. Per carità, poi la situazione è cambiata, penso verso metà aprile, ed è iniziato a diventare molto più semplice farsi recapitare il cibo a casa. Noi adesso, il nostro compound è appena entrato in questo lockdown silenzioso, che praticamente vuol dire che dobbiamo limitare, in realtà dovremmo non ordinare nulla online. Ok, queste sono le direttive, non dovremmo ordinare nulla online e non possiamo neanche uscire di casa a meno che non sia strettamente necessario. Cosa che in realtà non ordinare nulla online, nel senso, perché? Per non entrare in contatto con altre persone o per... Esattamente, perché la zona in cui vivo io, che è la zona del quartiere del Huangpu, è a quanto pare una delle zone qua a Shanghai che è ancora tra le più prolifiche in termini di casi positivi di Covid. Quindi stanno cercando di limitare il danno il più possibile, però noi oggi abbiamo fatto un ordine per vedere cosa succede e ci è arrivato. Quindi noi siamo scesi e l'abbiamo tirato su e nessuno ci ha detto niente. Quindi anche lì ci sono delle regole, ma a quanto pare sono abbastanza lasche. Poi
da quello che sento dalle altre persone, dai miei amici, devo dire che loro comunque se la stanno passando relativamente meglio, ossia possono addirittura uscire da casa loro, andare per strada, entro la loro zona, entro il loro quartiere, perché comunque tra un quartiere e l'altro ci sono delle barriere e bisogna avere insomma, dei pass speciali per poter ci sono ancora i bollini verdi, perché parlando con Filippo Santelli, che ha vissuto più o meno la stessa cosa, lui ci raccontava che per spostarsi da quartiere a quartiere bisognava avere dei QR code colorati praticamente. Funziona ancora così? Sicuramente, il QR code è il codice della salute, mettiamola così, praticamente serve a dimostrare che uno non abbia il Covid, o B, non sia entrato in contatto con qualcuno che ha contratto il Covid. Quindi sì, per passare da un quartiere all'altro sicuramente verrà richiesto il bollino, il QR code, quello verde, perché altrimenti probabilmente potrebbero anche chiamare la polizia se dovesse essere di un colore diverso. Perché appunto se il QR code è rosso, tecnicamente la persona è risultata positiva, quindi dovrebbe essere o a casa in lockdown oppure in un centro di isolamento. Mentre se è arancione o giallo, la persona è entrata in contatto con qualcuno che è risultato positivo al Covid e quindi dovrebbe essere o a casa in lockdown oppure in un hotel. Quindi sì, Okay. c'è quel problema di non poter andare da un quartiere all'altro se non si ha il colore giusto. Vai Ale. Senti, sì, no, più che altro il discorso era riguardante il fatto che comunque in Cina questo tracciamento, molti hanno detto sì, va bene, lo fanno perché comunque hanno come posso dire, lo Stato comunque permea moltissimo la società, riesce comunque a tracciare moltissimo i dati. Voi com'è che siete, cioè da un giorno all'altro questa situazione è cambiata completamente, cioè loro come si è riusciti quando è che voi vi siete resi conto che effettivamente c'era qualcosa che si stava muovendo? Cioè, quando è che avete percepito che si sarebbe andati nella direzione di questo lockdown folle, ancora più folle, parlo di quello che abbiamo avuto noi in termini di strettezza, proprio con effettivamente gente che andava ho visto alcune immagini con il detergente nelle porte delle case, comunque sia una situazione abbastanza difficile. Quando è che vi siete resi conto di questa cosa? Cioè, stai parlando tra di voi oppure appunto, come abbiamo detto, questo tracciamento che comunque in Cina lo Stato è riuscito a intuire che in un certo momento bisognava intervenire in questa maniera? Secondo me è stata una cosa molto graduale, perché da un lato ovviamente questa ideologia del Covid-0 è una di quelle ideologie che bisogna mantenere a tutti i costi. Dall'altro c'era anche il discorso economico di voler far continuare insomma, a far lavorare la gente, alla città di continuare appunto normalmente in qualche modo. Quindi la strategia iniziale qual è stata? Quella di chiudere a zone, o quella di far fare un lockdown per esempio a un edificio dove era stato trovato un caso positivo. Tuttavia, col fatto appunto che questo Covid, questo Omicron è abbastanza trasmittibile, o facilmente trasmittibile, non sono riusciti a tenerlo sotto controllo come avevano fatto in passato, e per quanto mi riguarda la situazione è cambiata abbastanza drasticamente, oserei dire dal 20 di marzo, che già dal 20 di marzo si iniziava a parlare di questi centri di isolamento, più zone della città che iniziavano a chiudere, le palestre che iniziavano a chiudere, quindi c'era un sentore. E noi poi abbiamo iniziato il nostro percorso il 26 di marzo perché ci siamo svegliati la mattina che la mia ragazza non si sentiva bene, quindi l'ho portata in ospedale a farsi un tampone. Poi siamo tornati a casa e ci siamo ritrovati davanti alla porta di casa 2 test dell'antigene che abbiamo fatto e il mio test è risultato positivo. Quindi, non sapendo a cosa saremmo dovuti andare incontro, abbiamo fatto sapere l'amministratore del nostro compound che appunto io ero risultato positivo al test dell'antigene, e poi sono ritornati anche i risultati della mia ragazza per il tampone che aveva fatto in ospedale, anche quello positivo, e da quel momento in poi ci hanno chiuso in casa. Noi abbiamo avuto la fortuna che siamo riusciti a portare fuori dall'entrata di casa nostra la gatta e darla ad un'amica, prima che intanto prima che la mia ragazza fosse portata via il 28 di marzo e prima che la città andasse in totale lockdown dal 1 di aprile. Quindi la situazione poi è cambiata per tutti dal 1 di aprile, che fondamentalmente hanno detto sì, facciamo 5 giorni di
lockdown totale, sistemiamo tutto, in realtà poi siamo arrivati fino a metà maggio e forse verso la fine di maggio vedremo la fine di tutto ciò, però. Perché è specificata la questione della gatta? Cioè non è la mia domanda, quindi non contarmela. Perché non to contarmela, che non è che faccio il conto delle domande. No. Non lo paghiamo a domanda, signori, non paghiamo nessuno, neanche a domanda, men che meno. Andiamo avanti. No, scherzi a parte, c'erano dei video che erano iniziati a circolare verso fine marzo, dove appunto degli operatori, questi operatori che vedete vestiti con la tuta hazmat, andavano a prelevare dei positivi, a portarli in un centro di isolamento, però allo stesso tempo ammazzavano l'animale. Quindi ci sono stati un po' di video che giravano di questi cani che venivano portati per strada e uccisi. A noi ovviamente, col fatto che eravamo risultati positivi e sapevamo che prima o poi saremmo dovuti andare in uno di questi centri di isolamento, ha preso un po' l'ansia. Abbiamo detto: che cosa facciamo? Visto che non volevamo essere prelevati da casa, poi qualcuno venisse dentro casa nostra a far male alla gatta, abbiamo detto: diamola a una nostra amica che intanto è negativa e poi speriamo in bene che non diventi positiva. Per fortuna poi verso l'inizio di aprile ci sono stati appunto un sacco di dissapori nei confronti di come venivano trattati gli animali, e quindi si sono adeguati in qualche modo. C'è stata la possibilità di chiamare dei servizi per poi prelevare l'animale da casa e portarlo in un centro di isolamento per gli animali. Però inizialmente la nostra preoccupazione era che sarebbero venuti in casa a fare del male alla gatta. Certo. Mentre la domanda ufficiale è questa: la tua ragazza è ucraina, abita adesso a Zaporizhzhia, è originaria di Zaporizhzhia, quindi Sì. praticamente nel sud, nel fiume Dnipro, davanti c'è Mariupol, comunque sia. È una bella zona. Cosa dice lei dell'Ucraina? Com'è adesso la situazione sente i suoi parenti, e soprattutto cosa raccontano in Cina, nei media cinesi, di questa guerra? Ne parlano? Come ne parlano? Allora, quello che mi dice della situazione dei suoi genitori è che al momento stanno bene, e infatti noi speriamo che continuino a rimanere insomma al sicuro, per quanto si possa essere al sicuro in Ucraina in questo momento. Però sì, li sente regolarmente e insomma sì, è una situazione difficile ovviamente, perché nonostante non siano in una zona tipo Mariupol, sono comunque molto vicini diciamo, al fulcro della guerra in questo momento. Pochi chilometri c'è Donetsk, cioè c'è la Repubblica separata. Esattamente. Quindi sì. Mentre per quanto riguarda quello che viene raccontato qua in Cina sulla guerra in Ucraina, è ovviamente diciamo che prendono molto la posizione a favore della Russia per quanto riguarda la propaganda, nel senso che quello che viene raccontato, comunque promosso nei telegiornali per vie propagandistiche, è che il problema non è la Russia che è andata ad iniziare questa guerra in Ucraina, ma sono gli Stati Uniti e la NATO che hanno messo pressione alla Russia. Addirittura sì, ogni tanto la mia ragazza ha delle discussioni con questi ragazzi cinesi che cercano di difendere la Russia perché non vedono la situazione da una prospettiva a 360 gradi. Chiaro, ci possono essere delle persone a favore della Russia, per quanto strano, però il motivo principale per cui sono a favore della Russia è perché non sanno com'è la situazione effettivamente, non hanno la possibilità di vedere alcune delle immagini, di ricevere alcune delle informazioni dall'Ucraina. Tutto quello che arriva è prevalentemente o dalla Russia o comunque dal governo cinese, che decide o che ha deciso di prendere una posizione a favore della Russia. Certo. Ma in media quanto se ne parla all'interno cioè noi siamo bombardati? Adesso molto meno. Adesso se ne Sì. parla molto meno perché il problema principale qual è? Il Covid che sta rovinando l'economia cinese. No, in realtà non la mettono neanche così, però si sta spargendo in più città, e nonostante le informazioni su Shanghai siano anche lì abbastanza limitate, o comunque adesso per esempio stanno promuovendo il fatto che la città si sta riprendendo, penso che comunque col fatto che stanno crescendo i casi anche a Pechino ci sia una preoccupazione generale per
per questo fatto, e che quindi l'attenzione mediatica si sia concentrata più su un problema a livello nazionale piuttosto che quello che sta accadendo da fuori. Invece io volevo passare, Manu, posso? Se ne voglia, se te la senti. Ok, no, questa è una grossa responsabilità. Sì. Pensavo dovessi fare un'altra domanda. Ad Alessandro, se gli andasse di rispondere alla domanda di Piero, puoi anche rifiutarti. Sì. Vai. No. Io invece passo a un argomento molto più leggero. Tu sei uno dei co-founder di Stay Negative, un progetto NFT. Ci potresti parlare di questo progetto e come è nato? Assolutamente. Il progetto Stay Negative in realtà era iniziato da altri 2 co-founder, questo verso inizio aprile, quando è partito il lockdown, che si sono resi conto che nonostante la situazione fosse abbastanza spiacevole, c'erano delle persone che stavano soffrendo più di altre, in questo caso i homeless people, come si dice in italiano, i senza tetto. Chiedo scusa. E quindi hanno deciso di lanciare questa collezione di magliette dove appunto tutti i ricavati sarebbero andati in beneficenza, e hanno racimolato, penso, quasi sui 2.000 euro da dare in beneficenza, che insomma come progetto di partenza non è male. Poi io ho conosciuto uno dei 2 co-founder durante la mia permanenza in questo centro di isolamento, e abbiamo avuto una diretta su Instagram insieme, ci siamo conosciuti, ci siamo tenuti in contatto, e dopo essere uscito dal centro ci siamo risentiti con appunto i 2 co-founder, abbiamo aggiunto altre 2 persone al progetto e ci siamo detti: ma cosa possiamo fare in questa situazione di lockdown per fare del bene, fondamentalmente, per dare a delle persone che in questo momento sono più in difficoltà.